Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12 tutti i giorni, sapete, dal lunedì al venerdì. Buon inizio settimana, buon lunedì 7 di dicembre e cominciamo nel nostro consueto modo. Grazie, 261.230 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Oggi proprio si apre una nuova settimana e si apre con tutto lo spirito del Natale. Proprio questa sera saremo nelle nostre case con i nostri cari più stretti per condividere questa prima festività. Beh, condividere è un termine che io ho utilizzato spesso durante questi 8 mesi ed è un termine che mi è stato pienamente restituito da tutti voi. Oggi abbiamo con noi un ospite e proprio prima, durante le prove di questa diretta di oggi, lui mi ha detto una cosa che mi ha tanto restituito, l'amore che è stato messo per portare avanti questo grande progetto che oggi non è soltanto un progetto social, ma è una vera e propria grande impresa che coinvolge tante imprese, che coinvolge tutti voi, che coinvolge gli artigiani, che coinvolge anche chi nel giro, nel mondo, in giro per il mondo, ci segue e sostiene quello che è Io Compro Siciliano. Identità, qualità, provenienza. Sapete proprio che settimana scorsa abbiamo avuto questo grande piacere di entrare anche all'Università di Messina con i nostri due founder manager, il dottor Giorgiani e il dottor Morici, perché forse oggi Io Compro Siciliano grazie al lavoro che ognuno di noi, voi, quando io dico grazie 261.000 volte, ha fatto quotidianamente affinché Io Compro Siciliano oggi è una grande realtà imprenditoriale. Oggi rappresentiamo anche per i nostri figli, per i giovani, per la prossima società, anche un punto di riferimento. E proprio per questo la nostra presenza all'Università di Messina, per poter raccontare quella che è questa storia di questa azienda nata da un'idea e diventata invece una vera e propria grande impresa. Bene signori, noi siamo pronti. Buon lunedì, volevo ringraziare come sempre in regia Paolo Gatto, Marzia Monreale in redazione, tutto il team di Io Compro Siciliano, e siamo pronti per accogliere il nostro ospite. Beh, lui ci racconterà una bella storia. Lui è nato in Sicilia, è cresciuto in Calabria, poi è ritornato e attraverso la sua arte racconta la nostra storia monumentale, la nostra tradizione, i nostri colori. Beh, signore e signori, siamo molto felici di avere in questo live di oggi Vincenzo Spinelli. Ciao Catiusca, buongiorno. Ciao a Buongiorno. tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno, non sai quale piacere, Vincenzo, averti qui con me, qui con noi, perché in questi mesi abbiamo tante volte visto all'interno del nostro gruppo di Io Compro Siciliano, tante volte abbiamo visto i tuoi magnifici quadri. Quadri che Grazie. raccontano poi quello che è il tuo, tu dici, mi è piaciuta una cosa che mi ha sottolineato la nostra redattrice, a te piace comporre e scomporre la realtà. È Sì. sicuramente una cosa bella che porti l'emozione nei tuoi quadri. Prima di iniziare questa intervista, però, Vincenzo, mi piacerebbe condividere con il popolo di Io Compro Siciliano questo primo contributo video. Boh. I know, you know, what if I told you I liked you? We stay, we go, what if I told you I liked you? I know, you know, what if I told you I liked you? We stay, we go, what if I told you I liked you? Questo è Grande. parte di Vincenzo Spinelli, grande artista. Senti Vincenzo,
A me piacerebbe, prima di raccontare la tua storia, proprio prima di iniziare questa diretta, tu mi hai detto una cosa bellissima che non sai quanto emozione mi ha dato, perché hai detto, io poi in questi mesi è come se avessi trovato il mio compro siciliano un po', vorrei che lo dicessi tu, quello che mi hai detto prima. Una famiglia, ripeto, perché al di là di tutto ho interagito con gente che ovviamente non conoscevo e con le quali poi ho anche instaurato un bellissimo rapporto di scambio di idee, che hanno rappresentato comunque una sorta di completamento a quello che io ho sempre pensato, che l'arte è condivisione. Poi al di là dell'arte, comunque conosci gente, conosci le idee di altre persone che fanno parte poi di un percorso, di un cammino. E, e sì, lo ripeto, è una famiglia perché comunque tanto affetto da tante persone che si sono ritrovate, rispecchiate e anche raccontate attraverso alcune opere che io ho piacevolmente condiviso. Esatto. Senti Vincenzo, a me piacerebbe raccontare, sai che io compro siciliano e il racconto poi di storie che poi diventano anche un po' esempi, no, per chi ascolta. Partiamo Sì. dalla tua storia, tu sei un siciliano, Sì, però hai vissuto in Calabria, sì, tant'è vero che nelle tue opere c'è molto di questo periodo, ci sono i laghi, ci sono i silenzi, no, dei tuoi sì, sì, paesaggi, sì, c'è molto nel racconto delle tue opere e poi c'è naturalmente la Sicilia. Tu mi sembra ovviamente. che hai un punto di riferimento che è un punto un po' di riflessione, no? Quando tu ti ispiri alle tue opere e mi sembra che proprio vicino, anzi sopra di te, possiamo sbirciare qualcosina. Ecco qua. Sì, Ci sì. vuoi dire che cos'è quello che vediamo in questo momento? Ci fai rivedere un attimo, risposta di nuovo il telefono. Ok. Ci racconti cos'è? Cosa vediamo? Un'isola? È la meravigliosa Isola delle Femmine. Eh, Isola delle Femmine, insieme a un altro luogo simbolo di Palermo, o meno simbolo per me ovviamente, che sarebbe la Torre di Capogallo. Sono due luoghi magici, a parere mio, perché hanno un'energia che non si può spiegare, devi andare lì e respirarla. Questa energia io la trovo nel momento in cui mi rivolgo lo sguardo in quella posizione davanti all'isolotto e c'è quell'evento naturale che si manifesta quando il mare è un po' in tormenta oppure c'è del vento e spinge, fa convogliare verso la riva tra il mare, tra la terra e il sotto, le onde. Queste onde che vengono da due direzioni opposte confluiscono. Per me è musica, perché il rumore delle onde è musica, è una cosa dal quale non riesco ad allontanarmi. È un'esigenza quando vado e ritorno, dover andare a salutare e anche andare a raccogliere i pensieri davanti a quelle onde. Ovviamente Senti quando... Vincenzo, tu sei uno spirito solitario? Allora, amo molto la Cosa- compagnia. Amo Mm. molto la compagnia, perché io ho tantissimi amici e con i quali sono cresciuto, però credo nell'amicizia. Credo nell'amicizia e le persone con le quali io ho davvero, davvero una fortissima amicizia, sì, le conto sulla dita di una mano. Però mi piace tanto interagire con le persone perché ogni persona è uno spettacolo, un teatro, un palcoscenico, dal quale tu puoi andare a raccogliere tante informazioni che poi col tempo mi hanno permesso di raccontare delle emozioni, dei volti delle persone su una raccolta che mi sono inventato di ritratti. E quello magari Mhm. poi ne parleremo. Però sì, fondamentalmente poi una cosa fondamentale che facevo da ragazzo era quello di andare davanti all'isolotto, oppure prima si poteva fare, adesso non so
perché tanto che non vado, si poteva entrare e raggiungere la torre di Capogallo a Mondello. Si poteva andare sin su e rimanevo lì a guardare quel vastissimo orizzonte e per me era una tela a cielo aperto. Io in quel cielo, in quel grandissimo sfondo di cielo e mare, ho dipinto le mie tele nella testa. Senti Poi, Vincenzo, ti fermo un attimo. Leggiamo qualche messaggio da parte dei nostri amici che stanno scrivendo nel nostro live, così salutiamo. Abbiamo da New York il nostro carissimo e grandissimo amico John Blandi. Buon principio di settimana e felice giorno dell'Immacolata Concezione. Grazie John, anche a te. Abbiamo la nostra amica Venera Scardaci. Ciao Katiuska, buon lunedì. Ciao Venera, grazie per essere con noi. Abbiamo Rosanna di Trapani, buongiorno, ciao Rosanna, grazie per essere qui. Abbiamo Luigi Malerba, buongiorno cara, grazie, ciao. John dice ben arrivato Vincenzo. Grazie. Abbiamo il Maurizio Tuminia, grande Maurizio, lui è sapete, un punto di riferimento del gruppo Artisti Nostri Amici e condivide ogni giorno questo grande amore per la Sicilia, per i siciliani tutti, e dice buongiorno amici di Io Compro Siciliano, ciao Katiuska, ciao grande Maurizio, grazie anche oggi per essere con noi. C'è Salvatore Caruso che dice buongiorno a tutti, un grande abbraccio dalla Germania, forza la mia Sicilia. Ciao Salvatore, io tra l'altro devo fare un saluto speciale a tutti gli amici della Germania perché c'è un gruppo che ci permette di condividere i nostri live e devo dire sono sempre molto partecipativi, quindi un saluto a tutti i siciliani che sono in Germania, ma non solo i siciliani, a tutti gli italiani. Patrizia Cellini, anche lei del team di Io Compro Siciliano, dice buongiorno Katiuska e buongiorno al mio amico Vincenzo, anima sensibile, grande artista, originale, eclettico e con un grande cuore siciliano, dice Patrizia. C'è Maurizio Tumminia, dice buongiorno a Giuseppe Giorgiani e Davide Morici, quindi saluto anche ai founder. C'è Marzia Monreale, la nostra caporedattrice, che dice buongiorno cara Katiuska, un saluto speciale al nostro specialissimo ospite, dal grande talento e dalla grande sensibilità artistica. Beh, devo dire, continuano i saluti, c'è Matteo Magro, buongiorno Katiuska, buon inizio settimana, ciao, un abbraccio, ciao Matteo, grazie per essere con noi. Ancora Maurizio Tuminia dice Vincenzo Spinelli, un grande artista. Fermiamoci un attimo con i messaggi e torniamo a Vincenzo. Senti Vincenzo, beh, devo dire che da parte di chi sta scrivendo nel nostro live c'è veramente grande attenzione nei tuoi confronti e soprattutto grande affetto. È vero che sei un artista molto sensibile, devo dire anche timido e a proposito di questo eravamo lì, insomma, da tanto tempo avremmo voluto fare questa intervista, però Vincenzo era un po' timido e invece è una bellissima conversazione, Vincenzo, stiamo veramente conoscendo molto. E a proposito di questo, sai cosa ti dico? Facciamo vedere il nostro secondo contributo video. Grande. Paolo Gatto in regia. Grande Paolo.
Vincenzo Spinelli, oggi ospite al nostro live. Come avrete visto c'è veramente di tutto, c'è il patrimonio monumentale, c'è la storia dei suoi elementi, le teste di Moro, ci sono i paesaggi, c'è l'isola, c'è il mare, c'è veramente di tutto e c'è anche, e lo stavi dicendo Vincenzo poc'anzi quando ci raccontavi, e c'era anche, ne ho visto qualcuno, i ritratti, mi stavi dicendo, c'è una cosa che vorrei raccontare a proposito dei ritratti, dai, Sì. raccontaci. No, i ritratti sono nati, io ho sempre rifiutato di rappresentare le persone nei miei quadri, perché ho cercato con umiltà di raccontare le emozioni che un luogo, una situazione può raccontare e rappresentare. Di recente mi sono detto, uno sguardo può raccontare ovviamente sicuramente un'emozione. Però come posso raccontarlo andando alla ricerca del particolare e non del liberalismo in un ritratto? E quindi cerco un'emozione relativamente semplice con i tratti semplici di un ritratto. Cioè vado a cercare le cose più piccole che possono raccontare cose grandi. Quindi allora la sfumatura negli occhi, un'ombra sul viso, oppure una piccola espressione nascosta. Allora mi sono inventato su Instagram la raccolta di ritratti, appunto chiamata Random Portrait KR, che sta per King Rain, il mio nome su Instagram. Random perché? Perché proprio per non dare quella cosa che Sì, ovviamente se mi chiedono di realizzare un ritratto, lo realizzo. Però il random portrait perché sono io che andando in giro sui social, tra i miei follower, o chi seguo, chi passa anche per un semplice like, o anche persone famose, per carità, perché comunque tutti esprimiamo emozioni attraverso i nostri sguardi, i nostri volti. Allora, scelgo io random di prendere un volto e renderlo un mio ritratto. Sono semplici i miei ritratti, perché devono essere immediati e raccontare subito l'emozione attraverso uno sguardo. Io mi concentro spesso e soprattutto sugli occhi, l'espressione degli occhi. Poi tutto il resto, il viso, deve essere cornice a quegli occhi. Gli occhi che raccontano. Senti, devo dirti che un po' questo io lo ritrovo anche in te, nel senso che i tuoi occhi raccontano e raccontano veramente la bellezza interiore che poi viene espressa attraverso la tua arte, quindi i tuoi quadri. Senti, come nasce questo tuo amore per la pittura? Cos'è accaduto? C'è stato un evento specifico? È stato sin da piccolo? Raccontaci come nasce questo tuo amore. Mia madre mi racconta sempre che probabilmente, anzi sicuramente, sono nato con la matita tra le mani, cioè perché il ricordo più, andando dietro nella memoria, il ricordo più lontano che riesco a recuperare sono le mie mani sporche di colori all'asilo. E ogni volta mi dicevo spesso più in grembiuli che darti a mangiare. E probabilmente sì, rido perché comunque ogni giorno sentavo all'asilo col grembiulino bello pulito, e poi matematicamente, sistematicamente ritornavo tutto col grembiule imbrattato di colori, perché quindi è una cosa che io sembra banale, ma quando è capitato in alcuni momenti della vita di andare in stand-by, che non ho dipinto, non ho disegnato, sono stato in apnea. Quindi non disegnare, non creare, non chiedermi sempre perché di base io sono un curioso, ma curioso di tutto, perché, ripeto, qualsiasi cosa è fonte di ispirazione, che sia una persona che ti passa accanto o che arrivare all'immenso di un paesaggio. Quindi è questo. Io se non creo vado in apnea e ne sento la mancanza, come quando ho letto il bellissimo libro della vita di Pino Daniele, che lui sentiva
quel formicolio alle mani Sì. e doveva mettersi in mano la chitarra e suonare e creare. Questo si chiama E- talento, che è una cosa più forte di noi ed è una cosa sì, che sì, va oltre, ed è una oltre cosa, ed è ogni una cosa che mi spinge a svegliarmi la notte, a dipingere la notte, a lavorare la notte, in qualsiasi momento. Poi, fortunatamente, sai, il mio grande progetto è quello sin da quando poi ho intrapreso, tra virgolette, dipingere seriamente, sì, è quello che ho voluto dire di raccontare la Sicilia attraverso le mie opere. Ed è un progetto grande. I primi capitoli li ho sviluppati in alcune mostre come Villani Sceni, al Palazzo delle Aquile, allo Stand di Florio. E però è una storia. E la storia, per essere raccontata, per essere tramandata, ha bisogno anche di adeguarsi ai tempi in cui la stiamo scrivendo per tramandarla. Allora, la cosa bella è questo, anche il digitale fa parte Cioè, ed è uno strumento che è utilizzato da tantissimi artisti per raccontare l'arte moderna, l'arte anche del passato, perché comunque gli strumenti di oggi servono anche per raccontare quello che è stato e che certo. magari si porterà avanti. E Certo, noi quindi diciamo sì, sempre, sai Vincenzo, a proposito di quello che stai dicendo, e poi ti lascio continuare, sì, noi sì, sì, diciamo sempre che poi quando la tradizione viene raccontata con la novità, con l'innovazione, allora lì penso che ci sia, no, la vera, quello che ti colpisce poi è vedere ciò che tu conosci, la tua storia, attraverso una chiave di lettura che è una nuova chiave di lettura. Naturalmente senza abbandonare quella che è la chiave tradizionale. Senti, a proposito di questo, mi hanno molto colpito le tue teste di Moro perché ho visto, c'è veramente di tutto, per esempio la corona è una corona fatta di ricci. sì. Sì, perché comunque loro saranno delle tele. Cosa vuol dire? Loro in questo momento raccontano, o meno prova a raccontare la Sicilia attraverso i suoi frutti, che sono i frutti del mare, e far diventare gioielli appunto alcune creature marine, le conchiglie, i coralli, e quindi rappresentano una prima parte di un percorso a loro sto dedicando. Voglio dire, vorrei portarle in giro per le varie città della Sicilia. Questo è il capitolo iniziale. Loro raccontano: noi siamo il mare, io sono la pioggia, tu sei l'acqua, noi siamo il mare. Questa prima parte fanno un capitolo generale, un riassunto generale di quello che sarà tra un po'. Adesso raccontano la Sicilia, poi vorrei andare, sto lavorando, ovviamente inizierò da Palermo, quindi vorrò raccontare Palermo attraverso i miei re e regine che rimarranno sulla storia poi delle teste di Nuoro. Senti Sì. Vincenzo, noi adesso leggiamo qualche altro messaggio, però voglio ritornare ancora su quello che hai appena detto. Tu hai detto il primo capitolo è quello di immaginare un percorso in tutta la Sicilia con le mie opere che racconti la Sicilia stessa. Partiremo adesso fra poco da questa frase che tu hai appena detto. Leggiamo qualche messaggio da parte dei nostri amici. Abbiamo a casa di Nina abbiamo fratelli e sorelle Buongiorno. speciali che seguono quotidianamente con il dottor Conigliaro i nostri live, quindi saluti a tutti voi ragazzi, buongiorno e Saluti. buon inizio settimana da parte di tutti, scusate, i nostri fratelli e sorelle speciali e complimenti per l'ospite. Dipingere un ritratto è come riuscire a capire le particolarità del soggetto. Questo dono lo possono avere solo persone nobili d'animo. Complimenti Grazie. Vincenzo. Quindi Grazie. arrivano complimenti per te. C'è ancora Angelo Oh, grande. Spinelli. Zio, Zio. sei un grande. Grande. Ciao zio, qui siamo tutti molto orgogliosi di te. Senti, da Sono dove ti tutti stanno quanti. seguendo? Da dove ti stanno Palermo. seguendo? Loro Da sono di Palermo, Isola. quindi
Sì. Ok, salutiamo tutti allora, tutta la famiglia di Vincenzo e complimenti perché avete veramente un grande artista in casa. C'è Patrizia Cellini che dice, la nostra Grande. Patrizia, il colore è vita e Vincenzo colora di bello questo mondo un po' grigio. Ed è vero, i colori poi sono quelli che danno. C'è anche la nostra Monica Cello, anche Monica, lei fa parte del buongiorno. team di Io Compro Siciliano, buongiorno, c'è Gaetana Smiriglia, buona giornata da Torino, ciao, grazie per essere in collegamento con noi. Senti Vincenzo, tu dicevi poc'anzi, e qui adesso io chiaramente cercherò, tu hai detto prima, il primo capitolo sarà quello di, e naturalmente quando noi diciamo sarà, è chiaro che è quando immaginiamo che le nostre vite riprendano finalmente il normale flusso. Il primo capitolo sarà quello di girare la Sicilia per raccontarla attraverso le tue opere. Beh, allora io devo dirti, sai bene che Io Compro Siciliano racconta la Sicilia, racconta i suoi artisti, racconta i suoi Sì, monumenti, racconta i suoi prodotti. E allora ti dico, potrebbe mica magari nascere proprio qualcosa, chissà, oltre che delle personali, anche delle estemporanee, potrebbe essere un modo di raccontare insieme a Io Compro sì. Siciliano la nostra bella Sicilia, E chissà. Vincenzo? Sì, sì, con piacere, con tantissimo piacere. Sì. Potrebbe Sarà essere. con grande entusiasmo, sì, con tanta grinta e voglia di fare, sì. Io non mi tiro mai, quando c'è Ci da creare, non... penseremo, ci Sì, penseremo. sì, sì. Ci Sì, sì. penseremo. Questo è poi il comune denominatore che è proprio l'amore per la nostra meravigliosa terra. Io a proposito di questo, Vincenzo, e siamo ormai alle ultime battute, volevo ricordare a tutti gli amici, aiutiamo le nostre aziende, portiamo le nostre aziende nelle nostre Sì, case, collegatevi al nostro marketplace, al nostro sito www.iocomprosiciliano.com. Sarà bello portare nelle vostre case la Sicilia e dare un senso anche a quello che è la scelta consapevole anche nell'acquisto di un piccolissimo prodotto da portare nelle nostre case a o casa. magari da regalare. Quindi partiamo sempre da noi. Vi ricordo ancora che a proposito di prodotti, Sicilia, oggi è lunedì e quindi abbiamo il nostro appuntamento con il nostro grandioso chef Mariano Certo. Carbonetti a lunedì con la sua rubrica che è la cucina dei ricordi. E oggi avremo con noi, pensate, niente po' di meno che il grande chef Peppe Giuffre. Grandi sorprese, quindi vi Grande. aspettiamo alle 18. Senti Vincenzo, ma tu sai cucinare? Sì, devo dire sì, sì, però Che soltanto le cosa? cose, Cosa soltanto ti le piace? Per cose che mi esempio, questa piacciono. sera, per esempio, fermati, questa sera, che è la prima festività che viviamo con la nostra famiglia. Che cosa? Tu cucini qualcosa o magari c'è, o soltanto mangi? No, io mangio, perché mamma sa cucinare benissimo, quindi non approfittarne sarebbe un sacrilegio, quindi Senti, c'è la tradizione in casa questa sera? Sulle tavole? sì, Sulla sì, tavola? Sì, come sempre, con i prodotti, quelli che si fanno durante la vigilia dell'Immacolata è tradizione, quindi bisogna esatto, rispettarle. esatto. Almeno rimanendo anche in 5, in 4 in casa, però sappiamo che i nostri cuori, il nostro affetto è a tutti i nostri amici, parenti, e anche a tutte le persone del mondo. Quindi se in questo È vero. momento, se in questo momento sì, dico che è brutto, è pesante, bisogna resistere, però prendo il lato positivo, se esiste un lato positivo di questa faccenda. In questo momento abbiamo le bocche chiuse dalle mascherine, però possiamo utilizzare gli occhi per guardare tutto quello che sinora ci è sfuggito. Quindi abbiamo tempo in questo momento a nostra disposizione, sfruttiamolo, osservando il mondo e tutto quello che ci circonda, perché è la cosa più bella in assoluto che abbiamo e dobbiamo rispettarlo. Grazie Ecco. Vincenzo per queste bellissime parole. Noi siamo in chiusura. Vi aspetto questo pomeriggio alle 18. Nel frattempo io devo salutare il mio specialissimo ospite, ringraziare come sempre Grazie. Paolo Gatto in regia e tutta la redazione. Sì, Grazie. Vincenzo, tu lo sì. sai adesso Sì. cosa ti spetta. Vieni Sì, sì, avanti, vieni avanti.
Prova il Adesso avvicinante. Sì. io ti ringrazio, avanti Grazie a te. tutta. Sei bravissimo, ci piaci. Grazie. Faremo Grazie. delle belle cose con Io Compro Siciliano e Vincenzo Spinelli. Grazie. Adesso ripeti con me. Io Io compro compro siciliano. siciliano e ci Ci piace. piace! Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, Viva! grazie a voi. Ciao. Ciao Vincenzo! Ciao. A questo Ciao. pomeriggio alle 18! Sì.